Siamo con Agostini, allora una bomba ha sbloccato questo derby contro il Treviso. Sì, è stato un bel gol e per fortuna siamo riusciti a portare a casa la partita, era fondamentale per noi sicuramente per muovere la classifica e dobbiamo continuare così. Non è stato così semplice battere questo Treviso perché fino al tuo gol sì, ci sono state tante azioni, avete anche rischiato un attimino, però poi è dilegato fino al 4-0. Sì, è stata una partita molto difficile per noi e non riuscivamo a sbloccarla. Diciamo, alla fine è riuscito a venire fuori un gol che probabilmente nessuno sperava da quel tiro e per fortuna è venuto fuori perché la partita si stava facendo veramente complicata. Però ci hai creduto tu? Sì, spero di non essere stato anche l'unico a crederci, ma tutta la squadra. Ora ci aspetta sabato prossimo un'altra sfida contro il Careni Pivigina, altri 3 punti magari, un punto sarebbe magari ottimo. Vista la nostra situazione è meglio sempre puntare in alto, sicuramente giocando così sarà molto duro battere il Careni perché è una gran bella squadra e quindi in settimana dobbiamo allenarci ancora tanto per riuscire a batterli perché abbiamo bisogno di 3 punti per salvarci assolutamente. Siamo con Nicola Spader, allora 4-0 oggi al Treviso, diciamo che si è ribaltata un po' il discorso perché anni fa vinceva proprio il Treviso qui 3-0. Bene Agostini nel secondo tempo perché ha trovato quel gran gol, poi c'è stata anche la tua marcatura. Sì, diciamo che non siamo partiti benissimo considerando tutto il primo tempo, viste anche le difficoltà che abbiamo avuto a sbloccare le marcature abbiamo avuto tante occasioni, però non siamo mai riusciti a essere determinanti nell'ultimo metro. E poi per fortuna ci siamo sbloccati e sono arrivati 3-4 gol alla fine. Diciamo che per sbloccare una partita così serviva proprio magari una magia. Sì, diciamo che avevamo sicuramente bisogno del gol, poi non so se con l'uomo in più loro potevamo andare ancora più in difficoltà, però fortunatamente è andata così, siamo stati anche bravi a continuare e non a fermarci e quindi dai, li abbiamo portati a casa, sono 3 punti che sono oro per questa salvezza. Sì, hai detto proprio non vi siete fermati perché serve ritmo sulle gambe, serve trovare quel gioco che magari non avete trovato in altre partite, quindi aspettando sabato prossimo la prossima sfida contro la Careni Pivigina c'era proprio da mettere questo in campo, la convinzione fino all'ultimo minuto. Sì, perché sappiamo che adesso qualsiasi partita per la nostra stagione è determinante e abbiamo altri 3 scontri diretti e sono fondamentali, ogni punto è prezioso, quindi non possiamo permetterci di calare neanche un secondo e neanche una palla, non possiamo mollare nulla insomma. Allora mister, 3 punti fondamentali oggi contro il Treviso per questa rincorsa verso la zona, fuori dalla zona play-out insomma. Sì, è stata una partita difficilissima come già sapevamo, immaginavamo, perché se non riesci a sbloccarla chiaramente più passa il tempo e più diventa difficile, soprattutto quando sei obbligato a vincere. È stato bravo Agostini che si è inventato un gran bel gol e ci ha risolto tanti problemi, quindi prendiamo questi 3 punti e guardiamo a sabato prossimo. Magari l'espulsione ha dato il là al Vittorio Veneto per quanto riguarda la concretezza. Sì, avevamo già avuto qualche occasione prima dell'espulsione, poi è chiaro che quando resti un uomo in più diventa più facile occupare gli spazi nella metacampo avversaria e quindi creare opportunità. Abbiamo sbagliato diversi gol e ripeto, Agostini ha trovato la giocata vincente. Poi si è trovato il 2-0, il 3-0 e il quarto gol con Babacar, comunque diciamo proprio un ottimo secondo tempo in prospettiva proprio di sabato prossimo. Sì, abbiamo fatto un brutto primo tempo, eravamo bloccati, eravamo lenti, poi per fortuna il secondo tempo è cambiato l'atteggiamento e i risultati si sono visti sul campo. Sarà una sfida sicuramente difficile anche sabato prossimo, comunque si va lì per almeno un punto, possiamo dire così? E noi cerchiamo la salvezza diretta e per fare questo dobbiamo pensare ai 3 punti. Il punto ci serve sì, ma poco. Noi dobbiamo pensare ai 3 punti, poi se siamo bravi portiamo a casa i 3 punti, altrimenti vinceranno gli altri. Siamo con il mister del Treviso Campopiano. Allora mister, bene i primi 20 minuti il Treviso poi si è un po' spento. Più che 20 minuti io direi che il Treviso per un tempo e mezzo è stato bene, visto che al 20° siamo rimasti in 10 e per un tempo e mezzo abbiamo giocato praticamente
Prima di prendere gol in 10 contro 11 abbiamo tenuto molto bene, e rischiando anche sì di prendere gol, ma rischiando anche più volte di farlo, tanto che 30 secondi prima di andare in vantaggio il Vittorio Falmec l'abbiamo rischiato noi. Noi purtroppo siamo venuti qua con delle assenze pesanti, con 5 allievi in panchina, e poi quando fai i cambi l'ultimo quarto d'ora dopo aver preso gol abbiamo buttato dentro gli allievi, siamo rimasti in, abbiamo preso gli altri 3, però sinceramente abbiamo fatto, per il mio punto di vista, una gran partita fino a che non abbiamo preso gol, ecco. Sì, sicuramente su questo ti diamo atto, però per quanto riguarda la storia del Treviso, magari vederlo così in basso fa male magari anche la marca trevigiana. Sicuramente fa male, però allo stato attuale noi siamo questi, abbiamo un'età media tra i 16 e i 19 anni di squadra, quindi arriveremo alla fine con questi, stiamo cercando di valorizzare più giovani possibili, e quindi per noi adesso il Treviso è questo, poi il prossimo anno si vedrà cosa sarà, ecco.